Si erano dimenticati del fatto che i veneti per 8 giorni hanno avuto 2,5 metri di acqua nelle loro città. 550.000 persone comunque sono qui a ringraziarla perché sono i nostri alluvionati. Si è fatto molto, abbiamo distribuito dopo 47 giorni i primi acconti per i danni a imprese e famiglie, stiamo investendo e prova ne sia che dei 300 milioni che ci ha dato il governo, questi 300 milioni si trasformeranno adesso in primavera e in aprile direttamente in 100 cantieri pronti per cercare di mettere in sicurezza quel territorio che la Repubblica Veneta ci ha dato, che ha tutti i fiumi pensili con gli argini, quindi tutti i fiumi con l'acqua al di sopra del piano delle campagne. Sto dialogando con il governo, con i ministri interessati, con il Presidente del Consiglio affinché si possa avere una risposta rispetto alla nostra richiesta, che sono 2,5 miliardi di euro, che forse qualcuno ha definito il libro dei sogni, però in effetti è la messa in sicurezza di un territorio come il Veneto, che è una locomotiva per questo paese, perché se le nostre imprese vanno sotto acqua non si produce PIL e non si... Si erano dimenticati del fatto che i veneti per 8 giorni hanno avuto 2,5 metri di acqua nelle loro città. 550.000 persone comunque sono qui a ringraziarla perché sono i nostri alluvionati. Si è fatto molto, abbiamo distribuito dopo 47 giorni i primi acconti per i danni a imprese e famiglie, stiamo investendo e prova ne sia che dei 300 milioni che ci ha dato il governo, questi 300 milioni si trasformeranno adesso in primavera e in aprile direttamente in 100 cantieri pronti per cercare di mettere in sicurezza quel territorio che la Repubblica Veneta ci ha dato, che ha tutti i fiumi pensili con gli argini, quindi tutti i fiumi con l'acqua al di sopra del piano delle campagne. Sto dialogando con il governo, con i ministri interessati, con il Presidente del Consiglio affinché si possa avere una risposta rispetto alla nostra richiesta, che sono 2,5 miliardi di euro, che forse qualcuno ha definito il libro dei sogni, però in effetti è la messa in sicurezza di un territorio come il Veneto, che è una locomotiva per questo paese, perché se le nostre imprese vanno sotto acqua non si produce PIL e non si